nella notte tra sabato e domenica, ovvero l'innesco c'è stato, il temporale è stato, diciamo, innescato in mare, ma in condizioni magari di minor energia questo si sarebbe spostato verso la costa e sarebbe esploso in corrispondenza della costa. Invece è esploso in mare. Essendo, diciamo, pesante, le correnti non sono riuscite a trasportarlo, ora non erano correnti molto forti, quindi questo ha cominciato a viaggiare parallelo alla costa, non interessandoci. Ecco perché il temporale è rimasto in mare. Ovviamente un fattore contingente è dato anche dalla presenza di correnti in quota non ottimali, diciamo, per l'interessamento della costa, erano troppo occidentali, quindi il temporale ha traslato più verso la Toscana più che verso la Liguria. E poi anche la presenza di un getto in quota non molto forte, quindi un temporale così pieno d'acqua è molto difficile da scalzare, quindi tende magari a restare sul posto. Ecco cosa può essere successo. Ora, cosa capiterà nel corso dei prossimi giorni? Allora, fino a mercoledì non succede niente, ancora tempo buono. Giovedì arriva un nocciolo di aria fredda, eccolo qua, vedete, questo è il nocciolo di aria fredda che colpirà l'Italia, si comporrà di due fasi, una fase di contrasto, perché questa è aria fredda molto fredda in quota, una fase di contrasto che appunto colpirà la Liguria nella giornata di giovedì con temporali anche abbastanza forti, e poi dopo arriverà un po' di freddo, cioè dopo questo freddo, diciamo, dalle alte quote tenderà a riversarsi al suolo, quindi avremo un calo termico tra venerdì e sabato, quindi sentiremo veramente dei sentori autunnali.